La crisi economica ha messo un freno anche alla costruzione di nuovi impianti sportivi, ma quelli che ci sono già non sempre sono all'altezza. In arrivo però ci sono dei nuovi fondi per recuperare l'esistente. 3 anni che ho visto pochi impianti nascere, credo che sia importante questa giornata perché diamo un segnale alle società sportive, a coloro che gestiscono impianti, che si riprende un po' quel percorso di finanziamento per le nuove costruzioni, ma io dico anche specialmente per mettere a norma le vecchie strutture. 2 istituzioni e una banca per recuperare il patrimonio di impianti sportivi sparsi sul territorio. A Palazzo Balbi la firma della convenzione tra Regione Veneto, CONI e Istituto per il Credito Sportivo. Punto di partenza 20 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso agevolato. Noi siamo una banca pubblica, l'unica banca pubblica rimasta. Le risorse agevolative che mettiamo a disposizione sono anch'esse delle risorse statali, quindi noi anche attraverso il controllo del CONI cerchiamo di far sì che queste risorse, nell'interesse poi dei cittadini ai quali in fondo appartengono, siano destinate a progetti meritevoli ed efficaci. A indicare le priorità di intervento la Regione Veneto con un occhio alla sicurezza e al risparmio energetico. Oggi sicuramente più che creare nuovi impianti, quello di ampliare, mettere a norma gli impianti esistenti e magari dal punto di vista energetico, perché uno dei temi oggi di grande spesa è proprio questo. Che è già un indirizzo della Regione Veneto. Sì, su questo punto di vista stiamo predisponendo degli interventi a fondo perduto, a cui affiancare, a seguito di questa convenzione col credito sportivo, la possibilità di contrarre mutui a credito agevolato. A Selvazzano, dentro nel Padovano, l'associazione Puppy Walker ha consegnato